Il vento di guerra del Medio Oriente soffia anche nella base statunitense più importante del Mediterraneo. Gli F-16 sorvolano Aviano, anche se la gente in paese quasi non se ne accorge. Qui tutti sono abituati a sentire il roboante rumore dei cacciabombardieri. Le manovre qui si confondono con le esercitazioni che la base svolge incessantemente da più di 60 anni in questo territorio. Il traffico aereo conferma comunque che tra le truppe americane la tensione è molto alta. Cresce spontanea di conseguenza la preoccupazione fra qualche residente che la base possa divenire l'obiettivo di un attentato. Questo è poco ma sicuro. È per quello magari che si scatena un po' di timore, di paura. Credo. Anche un cittadino americano è moderatamente preoccupato. Non è bella la situazione. Chiaramente l'Iran ha lanciato dei missili ieri notte in Iraq. Questo non è un bel segno. C'è pericolo secondo lei che la base di Aviano sia oggetto di attentati o... Non avrei idea, però non si sa mai nel mondo di oggi. Per la maggioranza dei cittadini di Aviano però c'è da stare tranquilli. Dall'Iran fin qua noi viene. E terrorismo? Ma che terrorismo? Avremo più poliziotti e carabinieri qua che no a Roma. Non credo ci siano pericoli. Fino adesso non è mai successo niente. Secondo lei si sono rafforzati i controlli in questo periodo? No, è sempre la solita routine. Per il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, la situazione è sotto controllo, ma di relativa tranquillità. Sembra che sia tutto normale, è evidente però che la situazione internazionale pone sicuramente degli innalzamenti dei livelli di sicurezza, no? Cosa auspica lei, sindaco? Si eviti di ricorrere alle armi. Bisogna assolutamente interrompere senza perdere tempo questa escalation di morte e ritorsioni finché siamo in tempo, secondo Don Franco, sacerdote di Aviano. È una polveriera che si è accesa, nessun tipo di guerra è mai giustificabile, nessuna uccisione è mai giustificabile. Se andiamo avanti qui ci roviniamo, c'è un mondo di pace, di fraternità, di convivenza. Esatto, e di stare calmi, tutti devono stare calmi, siano gli americani siano gli iracheni.